In questi giorni i ragazzi e i genitori sono impegnati nelle attività di orientamento scolastico e sono chiamati a effettuare delle scelte, un appello a dire sì e a scegliere l'insegnamento della religione cattolica a scuola arriva da Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Nicosia e delegato Cesi per l'educazione cattolica e la scuola. Nel video che vi proponiamo dell'ufficio stampa della Cesi anche i dati relativi a quanti in Sicilia lo scorso anno hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Le percentuali sono presentate da Barbara Condorelli, responsabile del servizio regionale IRCI. Sia l'insegnamento della religione significa sì a una ricchezza, una completezza nella formazione. Fatelo veramente con gioia, fatelo proprio per arricchire sempre di più la vostra umanità, per rendere più belle le vostre scelte da oggi fino a continuare nella vostra esistenza con questo entusiasmo. Fatelo, carissimi genitori, fatelo, carissimi studenti, tutti quanti, con grande senso di bellezza, di umanità, di semplicità. Fatelo proprio perché tutto questo vi farà crescere. Ancora una volta la Sicilia si mantiene come una regione fondamentale per il dato appunto totale di coloro che si avvalgono. Noi abbiamo registrato nell'anno scolastico 21-22 il 96% degli avvalentesi e anche un altro importante dato è anche quello che anche gli stranieri, gli alunni stranieri che magari già provengono da altre esperienze culturali, religiose o filosofiche, difatti scelgono per buona parte il 45% degli alunni stranieri che frequentano appunto le nostre scuole scelgono di avvalersi. Questo che cosa denota? Denota ancora una volta che l'insegnamento della religione cattolica è una disciplina che ancora ha senso che ci sia all'interno della scuola. È una disciplina che io dico sempre fa la differenza, è una disciplina che in qualche modo accompagna non soltanto la formazione appunto dell'alunno, ma soprattutto anche la possibilità di poter dare loro anche quelle risposte o comunque porsi davanti appunto a tutta una serie anche di domande e di riflessioni di cui ancora oggi gli alunni, la nuova generazione, i millennials, i ragazzi appunto dell'era digitale di fatti si pongono.